Pubblico rispettabile, mi inchino davanti alla tua ranna intelligenza. E dato che ora qua faccio cretino, ti cerco una rannissima pazienza per sopportare la mia babbaria, fatta solo per non pagare un dazio. All'epoca la gente lo faceva, lassanno lo daziere scemo e sazio. Baciamoli mano a sti nobili persone. Non siamo capi vinni riova e manco per mangiare i maccarroni, ma per contarvi una storia vecchia e nuova. Non ci crederia, ma ve lo giuro. Ai tempi di canonici di Ligno, quando sto mondo era brutto e scuro, e o ricco aveva l'oro d'incio scrigno, mentre lo povereddi stava sangue, ne succedevano cose tanto sciane, come succede un'ora, e di lo fango ogni tanto ne sciano li cristiani. Ma come lo potia pensare che oggi che l'uomo è più scactrigno ci fosse tutto un mondo da rifare, peggio di tempi di canonici di Ligno? Ma anche ai tempi di canonici di Ligno, quando ognuno era chiuso un tosorango, quando ricca avevano loro un talo scrigno e li poveretti stavano a mezzo fango, quando l'uomo campava 60 anni si tenia la fortuna e ci arrivari, li cristiani crescivano un tali danni e non c'erano soldi per mangiare, li cristiani crescivano un tali danni e non c'erano soldi per mangiare. Manco tanno lo mondo era ridotto, come ora che sei monta ricchezza. Manco tanno che non c'ero prosciutto, ne trovavo monta tutta sta monnizza. I cristiani avevano ciriveddu, senza scoli facevano li palazzi. Ogni dono cercava di farsi bello, e non erano tanti in giri pazzi. Ogni dono cercava di farsi bello, e non erano tanti in giri pazzi.